Amiche mie, amici miei bellini, è un video epocale perché questa è una nuova era veramente e quindi io sono emozionato, sono sconvolto e cominciamo. Allora, prima di tutto facciamo un gesto simbolico. Spostiamo. Allora, nel salutare la Lete, le patacche rosse, eccetera, eccetera, nel frattempo mettiamo il nostro Vesuvio di azzurro fluido, salutiamo Roberto Musella e diamo il benvenuto a tutti i nuovi iscritti che accorrono sul canale. Sono emozionatissimo oggi. Questo video potrebbe uscire di mezz'ora perché ce n'è di cose da dire, cose importantissime. E lasciate un like di soddisfazione per la nostra community, che ha evidentemente un potere che alle volte io sottovaluto, perché non ci voglio credere, no? Per una sorta di modestia, di umiltà. Però quelle che sono state le parole del presidente oggi mi fanno capire che l'unica cosa che non ha fatto è il nostro nome. Voglio dire, ha detto delle cose che sono esattamente quelle che sono state le nostre richieste degli ultimi video, l'appello a Valentina e una serie di piccole battaglie personali che nessuno nell'ambiente ha mai fatto, a partire dall'utilizzo del canale YouTube per arrivare alla produzione e alla distribuzione delle magliette negli Stati Uniti, perché sapete, Amazon.com.it, chi mi segue sa di cosa sto parlando, e quindi invito tutti a seguirmi con attenzione e, se avete il tempo, di ascoltare i video sempre fino alla fine, perché c'è sempre uno spunto. E oggi ho la certezza che De Laurentiis o i suoi collaboratori con lui, insomma, gli riportano le cose interessanti, quindi paga il non dire parolacce e spaccare i piatti inutilmente, paga avere un dialogo e parlare con calma della voglia di veder crescere la mia squadra e il brand della nostra città e della nostra squadra. De Laurentiis ascolta e agisce, questa è la cosa bella, agisce. Quindi presentazione che avviene sul canale YouTube della squadra, facciamo con un Ambrabam tattico, ci spostiamo perché mentre eravamo in attesa della presentazione della maglia sui manichini, già questo appariva sul sito ufficiale, magliette che saranno in vendita alle 19:26 italiane. E andiamo nello specifico perché sono successe tantissime cose, sono veramente emozionato, quindi in primis ringrazio tutti voi, perché senza di voi tutto questo non sarebbe possibile, assolutamente. Allora, una conferenza che non manca di staffilate, di dissing continui da parte di tutti a chiunque, insomma sottolineo con grande soddisfazione che non ci sono state parolacce. Sembra una cosa strana da dire, ma è una novità per le conferenze ufficiali del Napoli. Però non è mancata la personalità e anche alle volte anche evitabile il continuo richiamo alla Juventus, ma è una cosa talmente storica, talmente radicata, che è difficile da eradicare dalla mentalità. Piace anche ad alcuni tifosi, ad altri meno. Il continuo richiamo adesso giunto praticamente è cronaca, quindi capisco tutte le cose, e ognuno poi tira l'acqua al suo mulino. La presenza di De Luca, la presenza del sindaco Manfredi ovviamente porta con sé una certa narrativa, quindi ci piace che la fanno su YouTube. L'appunto, a questo punto ci provo gusto e do dei piccoli appunti anche per quanto riguarda eventuali nuovi miglioramenti. Fate vedere il video, benissimo, si sposta come faccio io con l'Ambrabam tattico. Quando il video non lo inquadri dalla telecamera il mega schermo, ma hai un collegamento in digitale e lo mandi in digitale dall'altra parte. È come se io belle buone facessi così e parte il video, vedi, però con l'errore della così che si fa e va benissimo. Il presidente parte e quando legge è molto meglio di quando va a braccio, e parla di a new era. In realtà in inglese, in americano si dice era,
New Era. Ma va benissimo. C'è questo, il surfista californiano, che ovviamente lega tutta l'idea dell'internazionalizzazione anche del brand. Al presidente piace anche... È un po', rappresenta un po' lui, il surfista, perché da Los Angeles lui è venuto a Capri a comprare il Napoli, quindi rappresenta un pochino se stesso, e va bene, è cinematografico e piace. Nelle varie cose che mi sono appuntato è che si parla di Micheli come capo scouting, e successivamente, quando arrivano altre domande, ci sono altri richiami, insomma, io e i miei scouting di mercato dovete parlarne con me, ci dice il presidente, quindi ha le idee ben chiare su come poi vorrà gestire il post Giuntoli in questo momento per quanto riguarda il mercato. Valentina De Laurentiis, che io ringrazio perché sicuramente avrà visto il video, quindi la ringrazio a prescindere, ha lavorato con Armani per il design di questa maglia. Ci fa notare che la seconda maglia Away ha un blu Armani, il classico blu Armani, e quindi con il Vesuvio noi portiamo noi stessi anche in trasferta. È bello il concetto. E poi il presidente utilizza l'occasione, sfrutta l'occasione per dare anche dei consigli non solo al capo di MSC Crociere, ma anche ad eBay, il nuovo sponsor che sostituisce Amazon sulle maniche. Quindi consiglia a MSC Crociere di invitare tutti i giornalisti su una nave per la Supercoppa che poi si farà, e MSC risponde che sì, vediamo, invitare, però ospitare, anche lui insomma non vuole pagare. Poi il presidente dice vabbè, pago io, non c'è problema. Insomma, schermaglie comunicative anche sfiziose. E quando arriva il momento di eBay, insomma, il presidente mi commuove e dice: io li ho prebacchettati per quanto riguarda i 15 milioni pre-scudetto, parliamo di una stima pre-scudetto, 15 milioni di tifosi negli Stati Uniti per arrivare alla maglia. E quindi il presidente sa benissimo, ci ascolta, e sa benissimo che per quanto esista un web store ufficiale italiano, che sia su Amazon o che sia sul sito del Napoli, è una difficoltà per chi vive in America comprare, e quindi comprare dall'Italia, spese di spedizione incredibili. E quindi il presidente va nello specifico e dice ad eBay: voi dovete usare poi il Messico per produrre la maglietta e quindi abbattere anche i costi di spedizione, non la dobbiamo produrre poi in Italia o dove si produce, insomma nel mercato asiatico, non lo so dove la producono la maglietta di Armani, perché poi la spedizione aumenta. E quindi quando tu non hai Nike o Adidas alle spalle, devi fare tutto tu con la produzione e la distribuzione, ecco che bisogna trovare degli espedienti. E quindi il presidente dà un consiglio ad eBay di utilizzare il Messico per produrre. Ha tutto molto senso, e noi vedremo tra qualche ora, perché ci sarà un web store di eBay, vedremo dove si dovranno rivolgere i vari tifosi, capiremo anche se ci sono le versioni replica, capiremo i prezzi, insomma ognuno dice la sua e dobbiamo aspettare. Perché quando interviene De Luca è l'unico che tiene testa al presidente come personalità, lo fa sorridere, dice quello che vuole, lo dice nel modo in cui vuole, torna addirittura sulla questione Covid dell'epoca, quindi dissing alla Juventus che volevano prendersi i 3 punti senza la squadra avversaria in campo. Insomma, questa cosa magari si può evitare, però è una sottolineatura per quello che riguarda il ben fatto da parte del Napoli come comportamenti di lealtà sportiva, e non si può essere in disaccordo, onestamente. E poi hanno chiamato Kvara in qualsiasi modo, De Luca lo chiama Varascelia, il presidente lo chiamerà Cavara fa Cavara, sono io il vostro Cavara in questo caso. Dopodiché, quando interviene il sindaco Manfredi, si parla di miracolo del Napoli. De Laurentiis dice: ma speriamo che non sarà più un miracolo. E a questo punto io dico MSC, vi potete scrivere nei commenti, possiamo trovare un acronimo della MSC? Pensavo Maron, sempre campioni, sarebbe bellissimo aprire un ciclo e cominciare a vincere con continuità. Guido mi diceva almeno un trofeo all'anno e far crescere la bacheca, mica male.
male. Non è detto devi vincere lo scudetto, sempre è difficile, però Maron, sempre campioni, cioè sempre vincere qualcosa, sarebbe qualcosa di emozionante. Dopodiché cominciano le domande e c'è internazionalizzazione anche qui, si comincia con Francesco Modugno, poi ci sarà Al Jazeera, c'è France Press ed altri. Portare il tricolore, dice, sulla maglia De Laurentiis, si dice, è un segno di libertà, vuol dire ci siamo anche noi. Voi ricordate quando io ho preso il Napoli non avevo il coraggio di chiamarla Società Sportiva Calcio Napoli, l'ho chiamata Napoli Soccer. Ritorna al passato, sempre gli spunti che ricevavamo su certi campi, cose che dobbiamo lasciarci alle spalle, presidente, basta, va benissimo, basta, lo sappiamo. Poi Al Jazeera chiede di Osimhen lo vedremo con questa maglia e De Laurentiis dice assolutamente sì, a meno che ovviamente non arriva la proposta più che indecente e poi dice Cavara, non deve essere una proposta bella Cavara, altrimenti restano con noi. Dopodiché quando France Press chiede dell'eventuale poi vittoria anche in Europa, De Laurentiis fa bene secondo me a dire non dobbiamo fare promesse da marinaio, essendo noi sulla nave, lo ripeterà 2 volte, ma dobbiamo essere molto vicini, io sarò molto vicino alla squadra, altrimenti il fuoco si spenge. C'è questa paura che il presidente ci sta ripetendo da un paio di conferenze, che magari qualche giocatore possa essere appagato dalla vittoria e non dia poi il massimo. Quindi sotto questo punto di vista il presidente dice io sarò molto vicino alla squadra per non far scendere la tensione positiva. E poi c'è la staffila, c'è la bomba assoluta dove il presidente parla dei giocatori in scadenza di contratto, con 1 anno di scadenza di contratto, quindi un pochino possiamo immaginare Lozano, possiamo immaginare Zielinski, e dice io devo capire, posso anche non allenarli, decidere di non farli allenare, perché se non mi portano un'offerta da parte di qualcuno o non rinnovano il contratto con me, io non li voglio tenere, cedere ad eventuali richieste dei procuratori di arrivare in scadenza. È un po' quello che sta succedendo con Mbappé col Paris Saint-Germain, che è una notizia che ci interessa moltissimo, perché il Paris Saint-Germain è l'unica squadra che a quel punto potrebbe permettersi di comprare Osimhen se vendono Mbappé quest'anno al Real Madrid. E quindi lui dice addirittura io posso anche decidere di pagarvi e non farvi giocare. Questo può sembrare mobbing, può sembrare una cosa azzardata, ma se noi ragioniamo e uniamo i puntini, ragazzi, lo stesso stava avvenendo con Fabian l'anno scorso. Fabian era ancora al Napoli ma non era più parte integrante degli allenamenti e della squadra, e Spalletti ne stava facendo a meno perché si stava aspettando la soluzione di mercato col Paris Saint-Germain. Credo che la stessa cosa si possa pensare con i giocatori che vanno in scadenza l'anno prossimo, e quindi attenzione, questa è una bomba di mercato vera e propria, perché De Laurentiis a quanto pare ha intenzione di disfarsi di quelli che sono in scadenza subito, e quindi il mercato dovrà entrare nel vivo al più presto, perché in questo momento è chiaro, io ho detto aspetto, non ho fretta, però le altre squadre si stanno muovendo, non voglio farmi trovare poi impreparato se qualcuno dovesse andarsene a metà mercato. Gli si chiede di Giuntoli e dice il presidente che lui non si aspettava l'uscita, questo slancio di juventinità, e disse se l'avessi saputo probabilmente me ne sarei liberato prima. Staffilata a Giuntoli che può piacere o no, io le avrei evitate certe cose, essere superiori e dire vabbè non fa niente, ha lavorato bene con noi anche essendo juventino, non fa niente. Ma qua come fai a dirgli qualcosa al presidente? L'orgoglio lo sappiamo benissimo, e quindi ripete io e i miei scouter dobbiamo parlare, e poi va nello specifico della tattica. Questo è un pochino pericoloso, presidente, perché se il presidente va nello specifico e dice io non voglio nemmeno il 4-2-3-1 perché voglio un centrocampo fortissimo che aiuti anche la difesa, e quindi perdi Kim, non vuoi perdere tu nella tua idea tattica il centrocampo a 3 che ti protegge la difesa, qua devi lasciar fare a Garcia, ti devi fidare di Garcia e devi delegare. Non vorrei mai cose alla Berlusconi o da presidenti che vogliono capire di calcio che vanno negli spogliatoi e dici devi fare questo modulo, devi far giocare questo giocatore. Qua credimi presidente, fidati di me che ne capisco sicuramente meno di te, ma conosciamo oramai il calcio, è meglio non essere ingerenti sugli allenatori perché poi vanno in difficoltà, hanno risentimenti e poi le cose non vanno bene. Lascia fare a Garcia che sicuramente ne sa. Se fate gli articoli sulle maglie, dice ADL, e siete bravi con me, io vi apro le porte e facciamo nuove conferenze e parliamo di mercato, altrimenti io mi chiudo a riccio, io sono anche difficile, lo sapete, e non vi faccio sapere più niente. Grandi altro siparietto, insomma, con Radio Kiss Kiss, cose veramente oltre qualsiasi immaginabile, nel senso che Radio Kiss Kiss è comunque ancora la tua radio ufficiale e tu gli fai
il dissing in diretta a De Maggio, dove dice: ma che è questa domanda stupida? Ah, è Radio Kiss Kiss che fa sempre domande stupide. Lo ricordiamo, il dissing con De Maggio è continuo. La terza maglia sarà presentata a inizio campionato, ci dice Valentina. Ne hanno per ora 4 effettive, quindi le 3 che conosciamo, più una di Halloween, più una in lavorazione, e vedremo di cosa si tratterà. L'autoproduzione incide, e De Laurentiis ci parla anche della distribuzione internazionale, e poi entra nel discorso stadio e dice al sindaco di abiurare il suo tifo per la Juventus in maniera netta e vendere lo stadio. Cioè il presidente vorrebbe che si cambiasse completamente tutta la burocrazia che riguarda lo stadio, che è di proprietà della città e del comune, e quindi devi cambiare questa cosa, devi vendermi lo stadio in modo tale che io poi posso utilizzarlo 7 giorni su 7. Chiedono a Valentina se c'è del Maradona in questa maglia. Valentina qua mi piace tantissimo, perché dice: Maradona è sempre nei nostri cuori, fa parte del nostro passato, ma noi guardiamo al futuro. Nel guardare al futuro vi voglio far vedere una foto che ho visto postata sull'Instagram del Napoli, ne hanno postate varie, ve la faccio vedere qui, ve la metto subito al volo. Inclusion, ci sono state 3 fotografie consecutive postate, uno era Tradition, il secondo è Inclusion e il terzo è Heritage. Tradition e Heritage, bene o male, è la stessa cosa, però qua una cosa che mi piace: siamo nel futuro, perché devi includere le ragazze e devi includere le minoranze etniche. Benissimo, non c'è nemmeno bisogno di dire inclusion, perché non è che fai una cosa per avere il biscottino, ah bravi avete fatto così. Questa deve essere la normalità, questo è il futuro di un mondo globalizzato. Benissimo Napoli, come vedete a seconda delle luci la maglia sembra di un colore diverso, o è così, là c'è l'ombra, qua c'è il sole, quindi sotto questo punto di vista li aspettiamo addosso ai giocatori con i riflettori degli stadi, e questo è un colpo al cuore che mi fa Tore Falanga, perché dice: mi piace, a questo punto mi piaceva così. E io per un attimo ho pensato: vuoi vedere che la maglia replica, se la fanno, perché la maglia replica di solito ha dei dettagli diversi, se facessero la maglia replica ascoltami presidente, se facessero la maglia replica aspettiamo anche un mese in più, senza tutti i richiamini tricolori sulle maniche e sulla cosa, e le fai col colletto così blu, io impazzisco completamente, perché così è ancora più bella. Ma per me sale il voto, perché il rosso vista addosso non è così invadente come i rendering che vediamo fatti digitali, quindi il tricolore così si vede e non si vede il rosso si capisce, si richiama con il tricolore, ma vista così mi piacciono anche le linee bianche, mi piace tutto, e questa maglia sale il voto, sale anche perché mi hanno fatto sapere che la distribuzione in America avverrà, e quindi siamo 8, 9, diventa anche 10 se io questa diventa 10 se è così, se mi fanno il colletto così diventa 10. Per ora io gli do 9, perché ho un po' paura della situazione eBay Amazon, ma devo aspettare perché non c'è dubbio. Si chiude ovviamente per quanto riguarda il vincere, le prospettive future. De Laurentiis dice che sarebbe ignobile e superficiale dire lottiamo per lo scudetto senza vedere il mercato, senza sapere quello che faranno le altre, e qua fa un richiamo anche a se stesso, quando lo ha detto l'anno scorso: comunque avremmo dovuto aspettare il mercato delle altre e il mercato nostro, che tu puoi sapere, puoi essere convinto di quello che fai ma non sai quello che fanno le altre. Quindi De Laurentiis ci confida, unendo i puntini, che anche lui aveva una speranza ma non aveva la certezza di vincere, ed è giusto che sia così. Non ci deve essere mai la certezza di vincere, anche le squadre attrezzate non hanno la certezza di vincere. Il Paris Saint-Germain spende, il Chelsea spende, il Manchester City spende, ne vince una in Champions League. Nei vari campionati magari ce la fai perché ce la fai sul lungo, ma il Manchester City stesso rischiava di perdere con l'Arsenal. Il Napoli si sta inserendo tra queste 3 sorelle che spendono, espandono e riesce a vincere. Sono orgogliosissimo di quello che sta facendo il Napoli, e lo dico chiaramente, me le compro tutte e 3, le compro tutte originali, se riesco a prendere le repliche, ma sempre repliche originali del Napoli. Ci tengo moltissimo, perché il Napoli mi sta dimostrando che vuole crescere, che vuole fare le cose per bene. Se De Laurentiis delega, per me è meglio, ma come vedete nell'ultimissima cosa stanno facendo le fotografie. De Laurentiis dice al fotografo: te l'ho sempre spiegato, una foto dal basso verso l'alto. Cosa vuol dire? Che De Laurentiis, come per il video del surfista, lui ci mette bocca e molto spesso ha anche ragione. Però io dico: hai ragione presidente, però va a finire che andiamo nei ritardi. Se devi mettere l'ultima parola
parola su tutto, devi trovare delle persone, dei professionisti di cui ti fidi per delegare un pochino. Perché il mio esempio è questo: io amo utilizzare Photoshop e fare le thumbnail e fare tutte queste grafiche da solo perché è parte del processo, ma da quando poi io mi affido a dei collaboratori che ne capiscono, la qualità sale. Da New York, Valerio Fluido è tutto, io vi abbraccio, vi bacio, sono sconvolto, sono emozionato e sono felicissimo e non vedo l'ora di vedere questa maglia sui nostri giocatori correre per il campo, fare gol e vincere le partite. Beh, facciamo che mi sto guardando, no, non è di là, è proprio qua, ci guardiamo nell'animo, mi sto guardando stamattina, dai, 0-1 per il Napoli, molto bene, così facciamo, dai! Niente più, dai, basta, sei cringe! Quante cose!